Oggi parliamo di toilettatura. Possono essere toilettati tutti gli animali? Possono essere toilettati tutti gli animali da compagnia. Come fate a non far agitare l'animale quando entra in laboratorio? Allora, intanto dobbiamo essere già calmi noi come toilettatori. Dobbiamo avere una brutta giornata e ce la dobbiamo far passare perché gli animali sentano il nostro stato d'animo. Prendendo come esempio un cane, Sì. quali sono i passaggi che fate effettivamente in laboratorio? Allora, intanto accogliamo il cliente con il cane e prendiamo in gestione il cane chiedendo al cliente come vuole che il suo cane venga toilettato. Dopo lo portiamo in laboratorio e decidiamo se deve essere tosato o lavato direttamente. Procediamo con la tosatura o con il lavaggio, l'asciugatura e dopo procediamo con la rifinitura e il profumo e il fiocchetto alla fine. Come posso riconoscere un buon laboratorio di toilettatura? Lo riconosci intanto dalla pulizia, deve essere sempre bello pulito il laboratorio e soprattutto la formazione del toilettatore. Ma ci sono delle specializzazioni in questo campo? Sì, ognuno ha la propria razza su cui è specializzato, chi è specializzato nei barboni, chi è specializzato come me nello stripping. Ti occupi sia di normali animali da compagnia? Commerciale, assolutamente, e anche ai cani un po' più particolari come gli Schnauzer, West Island. E questo era il consiglio del giorno in 90 secondi.